42% in Italia, 19% in Veneto, 50% in provincia di Belluno. Sono i numeri dei comuni affetti dalla cosiddetta desertificazione bancaria assoluta, e cioè dove non è presente nemmeno uno sportello. 38.000 i cittadini della montagna alle prese con il fenomeno iniziato una decina d'anni fa e che ha visto una costante riduzione dei presidi fisici sul territorio che, assieme alla carenza di servizi sanitari, scolastici e dei trasporti, contribuisce al progressivo spopolamento e impoverimento della provincia montana. Il sistema bancario, che dovrebbe supportare famiglie e imprese, in questo momento di trasformazione rischia di impoverire ulteriormente un territorio che è già depauperato di buona parte di servizi. Le motivazioni sono note: la crescente digitalizzazione dei servizi bancari, ma lo stesso discorso vale anche per gli sportelli postali, rende meno necessaria la presenza di presidi fisici sul territorio, se è vero come è vero che su scala nazionale il 51% degli utenti utilizza l'home banking, dato che sale al 61% se si guarda al Veneto. Tuttavia, in una provincia caratterizzata da un'altissima percentuale di persone anziane e dove le infrastrutture di rete sono carenti o addirittura assenti, c'è bisogno di interventi concreti. È necessario un accompagnamento delle persone all'alfabetizzazione digitale, ma è necessaria una serie di servizi a supporto di questa alfabetizzazione digitale. Se ne è parlato questa mattina al convegno organizzato a Belluno da CISL Veneto, First CISL e CISL SLP, in un confronto tra enti e istituzioni per fare fronte comune contro una problematica che ha bisogno di soluzioni concrete e in tempi brevi. E pensiamo che ci siano alcuni ambiti su cui lavorare insieme con le pubbliche amministrazioni. Da una parte c'è la necessità di far crescere le competenze digitali con dei piani di formazione diffusa, e dall'altra bisogna creare probabilmente degli sportelli di supporto. Io credo che ci voglia un piano per la montagna in questo senso. Noi dobbiamo garantire i servizi, perché un servizio garantisce la permanenza della popolazione, che vuol dire anche un posto di lavoro. Un posto di lavoro genera uno stipendio, che genera una residenza, che genera dei consumi. Quindi chiudere un servizio porta con sé una catena lunga di disastro.